«239 giorni dall'inizio della stagione, un cammino, due squadre si affrontano oggi per un unico obiettivo, centrare il paradiso e gettare l'altra negli inferi». Amici appassionati di calcio dilettantistico, siamo live dal Giovanni Aloisio di Misilmeri per commentare lo spareggio promozione di prima categoria tra Margheritese e Futura Brola, provenienti rispettivamente dal girone A e del girone B. Hanno superato tutti gli ostacoli, non partendo da favorite, sono giunte qui oggi per scrivere la loro storia, per rendere decifrabile il loro destino. Solo una salirà in promozione alla Serie B siciliana. Mettetevi comodi perché a breve inizia lo spettacolo, ma prima dedichiamoci alla lettura delle due formazioni, partendo dalla margheritese di mister Giuseppe Geraldi, che si schiera con un 4-4-2 di Gregorio Importi. I terzini sono Alfano e Stefano Licari. Per quanto concerne il ruolo di difensori centrali, Davide Quinci e Antonino Gurrera. Centrocampo con linea 4, Gabriele Oddo esterno destro, Alessandro Massina esterno sinistro, al centro Pisciotta e Khaled, in attacco Bomberzina al fianco di Giulio Bono. Risponde invece la Futura Brolo di mister Catalfamo, Tindaro Domaniello tra i pali, Rando, Bonina, Arasi, Scaffidi, Lenzo, Letizia, Ricciardo, Lisciandro, Cipriano e Masi. Questa è la formazione della squadra messinese. Come possiamo vedere a Giovanni Aloisio si respira un'aria di festa, di grande sport, con due tifoserie molto presenti, soprattutto quella bianco-rossa che possiamo vedere seguitissima da un gruppo ultra rumoroso e appassionato come piace a noi. Futura Brolo sicuramente meno numeroso in termini di tifoseria, ma ciò che conta è la passione che accompagna questi colori che oggi si affrontano. Il bianco-rosso contro il giallo-blu. Solo una salirà in promozione, l'altra dovrà leccarsi le ferite. Pallone è già al centro, aprirà le danze la margheritese. Si respira tanta tensione nei volti dei giocatori. Mazzin è pronto a dare il via al match, un giocatore dall'enorme potenziale realizzativo che sicuramente vorrà incidere anche su questa finale, l'ultima, non ce n'è un'altra, ora o mai più, per entrambe le squadre. E per la Margheritese sarebbe un grandissimo risultato, essendo una neopromossa di prima categoria, avendo vinto lo scorso anno il campionato di seconda, mentre il Futura Brolo milita da tantissimo tempo in prima categoria. Ma racconteremo tutto alla perfezione durante il match. Tutto pronto, fischietto in bocca per il direttore di gara. È iniziata adesso, no, stop. È iniziata adesso la finalissima tra Margheritese e Futura Brolo, con i bianco-rossi che muovono il primo pallone. Due squadre che chiaramente nella loro storia non si sono mai affrontate, almeno nella storia recente, essendo di due province completamente diverse. Margheritese viene dalla provincia di Agrigento, mentre Futura Brolo da quella di Messina. Questo primo calcio di punizione guadagnato dai ragazzi di Francesco Catalfamo, e subito polemiche da parte del pubblico che vuole farsi sentire. Futura Brolo che ha fatto negli ultimi 12 anni 11 di prima categoria, un solo campionato di promozione. Quest'anno è arrivata terza la Futura Brolo nel girone B con 48 punti totalizzati. E allora vediamo questo primo calcio di punizione del match, che potrebbe regalarci anche la prima occasione. Tutta adesso la punizione, e c'è l'estremo difensore che va a respingere, ma il Futura Brolo prova ad insistere rimanendo in zona d'attacco. La palla di Ricciardo, poi la raccoglie
al limite in maniera pericolosa Lenzo, rimane alto ancora il Futura Brolo, mentre la Margheritese sta bassa e compatta, facendo densità ed evitare soprattutto di lasciare la profondità agli attaccanti del Futura. Se ne sono andati quasi 2 minuti d'orologio, equilibrio in campo con il Futura che prova a manovrare la sfida attraverso il possesso palla, allarga il gioco Domaniello. La pressione efficace di Zinna, l'idolo del pubblico di Fede Biancorossa. Tanti cori per lui nel pre-partita. Ecco, ne è uno adesso. Bomber Zinna, autore di 37 gol quest'anno. Tra tutte le competizioni, l'anno scorso in seconda categoria invece ne fece 31. Sicuramente il classe 95 non può che essere l'idolo, il beniamino di questo splendido pubblico. Tra l'altro si ritrovò in una situazione del genere qualche anno fa, quando vestiva la maglia del Belice Sport. Leonardo Zinna ottenne la promozione in prima categoria dopo i playoff. Oggi potrebbe ripetere quell'impresa, mentre prova a farsi sentire anche il pubblico del Futura Brolo. Calcio di punizione all'indirizzo di Cipriano, anzi di Masi. Si ripartirà dal portiere con la Margheritese che imposta dal basso, prova a prendere campo Alfano, che poi va in verticale, guadagna rimessa laterale il numero 3. La Margheritese si ritrovava invece nel girone A di prima categoria, quello stravinto dal Regina Mundi a quota 62. La Margheritese è arrivata terza a 51 punti, oltre non è riuscito ad andare, ma per una neopromossa è già stato un grandissimo risultato. Adesso rimessa laterale affidata ad Alfano, batte il classe 2005, poi mette giù col petto, prova il cross, il pallone arriva all'indirizzo di Zinna, ma il direttore di gara ha deciso di segnalare il calcio di punizione a favore della Margheritese, per non affischiare adesso i tifosi del Futura Brolo, mentre da qualche indicazione mister Giuseppe Geraldi, arrivato a gennaio il tecnico biancorosso, con lui in panchina 10 vittorie, un pareggio e una sconfitta, per lui che è un ex giocatore di Livorno, Spezia, Crotone e Juve Stabia tra le altre. Panchina invece ha avuto un percorso importante, Geraldi sedendo sulle panchine di Raffadali, Folgore e Unitas Sciacca. Ma prima vediamo questo calcio di punizione affidato a Khaled, che prova a costruire una traiettoria interessante con il destro, la respinta e quindi la prima conclusione in porta è della Margheritese. Si è salvato però Domaniello. Pronto un corner, sempre affidato a Khaled. Parte il numero 10 col mancino a cercare il secondo palo. Da quelle parti c'era Gabriele Loddo, ma non ci è arrivato, quindi rimessa dal fondo Futura Brolo. Altre indicazioni da parte del tecnico, che ha sostituito Filippo Campisi nel corso di questa stagione, tecnico protagonista della vittoria del campo di seconda categoria, ormai fuori dal giro della Margheritese, sostituito appunto, come detto, da Giuseppe Geraldi. Prova a costruire invece il Futura Brolo con Galati, che torna dal suo portiere, ragiona, mentre la Margheritese prova ad alzare il baricentro col suo 4-4-2. Continuano a girare palla, difensori e portieri. Fase di studio, d'attesa.
Ricordiamo in termini di regolamento che in caso di parità al termine dei 90 minuti ci saranno supplementari e in caso di ulteriore parità ci saranno i calci di rigore, una lotteria nel mondo del calcio che di solito non premia il più meritevole, ma il più cinico nella sfida di nervi dal dischetto. Intanto duello per Giuseppe Masi, ma non ha guadagnato fallo e a quanto pare neanche rimessa laterale perché Alfano è pronto a batterla. Chiedo l'ok al direttore di gara. Chiaramente per queste fasi finali la terna è prevista in prima categoria in campionato, quindi nella regular season no, con un solo arbitro presente. C'è occhio alla Margheritese che prova ad affacciarsi in avanti, ma il Futura-Brolo riconquista immediatamente la sfera, prova ad andare Bonina, atterrato, chiuso, poi Zinna lavora bene di sponda e con i centrocampisti sale la squadra biancorossa, si difende il Futura-Brolo, non ci è riuscito a proseguire l'azione Giulio Bono, mentre Khaled sventaglia brillantemente. Occhio perché il pallone è arrivato sui piedi di Zinna che calcia, c'è stata una deviazione probabilmente con un braccio. Il direttore di gara dice di aver visto tutto, non concederà calcio di rigore, semplice calcio d'angolo che comunque può essere sempre un'opportunità. E chiaramente il pubblico di fede biancorossa sta dimostrando tutto il suo malcontento, ma tutto è nato da un'ottima sventagliata di Kujaja Khaled, colpo di mercato di dicembre della Margheritese, che ha dato i suoi frutti e proverà a darli anche oggi in questa finalissima. Palla sul secondo palo, il colpo di testa di Capitan Davide Quinci, ma il pallone è finito fuori. Adesso costruisce il Futura-Brolo un po' in difficoltà rispetto alla Margheritese che sembra più consapevole dei propri mezzi. Di Gregorio ha fatto ripartire il gioco, mentre la Margheritese è imposta con Quinci che allarga tutto. Da Licari il lancio, buona la spizzata, almeno ci ha provato in questa circostanza Loddo, esterno destro disegnato da mister Geraldi. Costruisce come al solito il Futura-Brolo senza dare troppo ritmo alla manovra. Tanto buona l'apertura del gioco da parte di Masi che poi riceve, la gioca al limite, ancora Masi che va col destro. Anche qui una buona opportunità per la Futura-Brolo che con una serie di combinazioni arrivate nella tre quarti rivale e quasi impegna Di Gregorio, ma il tiro del 19 si è spento sul fondo, una squadra esperta per Futura-Brolo con tanti giocatori che militano in questa squadra da diverso tempo, essendo una squadra che comunque fa la prima categoria, ripeto, negli ultimi 12 anni l'ha fatta 11 volte, mentre qui c'è stato un brutto intervento da parte di Cipriano ai danni di Simon Alfano, è rimasto a terra il numero 3 della Margheritese, mentre una buona notizia è che si è alzata la temperatura al Giovanni Aloisio o comunque nella provincia di Palermo, in questo caso Misilmeri, e quindi sicuramente le squadre non devono contrastare la pioggia che nella mattinata ha impegnato tutta la provincia palermitana. Infatti si vede più di un ombrello sulle tribune per il caldo che sta arrivando. 11° sul cronometro di questa finalissima tanto attesa. Viene a prendersi il pallone di Sciotta che è andato subito a giocarlo. Deve uscire in questo caso Di Gregorio perché la palla rimbalza parecchio. Ci aveva creduto l'attaccante del Futura-Brolo, ma tutto ok per il portiere
della Margheritese. Licari, provato a allargare il gioco, sembrava dentro, almeno questa è la visione di mister Geraldi, ma il direttore di gara ha dato rimessa laterale al Futura Brolo, fuori gioco ai danni di Gabriele Scaffidi, il bomber di questa squadra, che ha provato a controllare. L'anno scorso ha fatto 21 gol, quest'anno ha quota 19, il numero 10 del club messinese, che ci fa reparto con Masi. Tanto Alfano a cercare Messina. Altra rimessa laterale guadagnata. Alfano aspetta un po'. C'è Khaled vicino a lui. Prova a fare da solo il classe 2005. Poi trova Bono che innesca Zinna, che prova il cross. Ancora Zinna, atterrata in area di rigore. Non c'è nulla, l'azione prosegue. Poi altro contatto al limite. Non c'è fallo neanche in questo caso da parte del direttore di gara, mentre gli animi si stanno accendendo parecchio tra le due squadre. Subito contrasti con Pisciotta che viene atterrato. Si è buttato a terra anche dall'altra sponda Rasi. Sta succedendo un po' di tutto nel giro di pochissimi secondi. Adesso toccherà anche ai due allenatori mantenere un certo equilibrio in campo, perché la partita fino a questo momento si stava svolgendo in maniera distesa. Chiaramente la posta in palio è alta e quindi che uno sguardo, una spinta può essere deleteria all'animo dei giocatori in campo. Tanto il direttore di gara ha estratto un cartellino giallo, credo proprio ai danni di Massimiliano Rasi, classe 95, capitano del Futura, che è stato spinto a terra o comunque è andato giù. Comunque alla fine una punizione è stata affidata alla Margheritese. E sul punto di battuta non può che esserci Khaled. Ho detto, è stato un grande colpo per il mercato invernale il numero 10, prelevato dal Marsala, squadra di promozione. L'ex Folgore Castelvetrano, Mazzarese, Mazzara, un percorso importante, ha vestito anche la maglia della Vibonese in Lega Pro nella stagione 2019-2020. Quindi sicuramente un giocatore di qualità. Quest'anno ha segnato 2 gol da dicembre ad oggi. E adesso dai suoi piedi può partire una punizione importante. 3 uomini in barriera a difesa della porta di Tindaro Domianello. Parte Khaled col mancino! Si sblocca il risultato al Giovanni Aloisio, ha segnato Caleb con una bellissima traiettoria che ha beffato Domianello. È 1-0 per la Margheritese, il terzo gol in stagione per Khaled. Che gol ha fatto? Ma sicuramente ha delle responsabilità il portiere del Futura Brolo, che si è lasciato sorprendere da questa traiettoria sicuramente angolata ma non irresistibile. Aggiorniamo il tabellino perché è 1-0. Esplode il pubblico agrigentino all'Aloisio. Le squadre ne approfittano per darsi una rinfrescata.
mentre l'arbitro prova a far velocizzare i tempi perché la Margherita se ne sta approfittando per darsi una rinfrescata. Si riparte da 1-0, si è stappata la finalissima con il Futura Brolo sotto nel parziale. Futura che ha eliminato il Sinagra nella finale di girone disputatasi settimana scorsa. Il risultato ha premiato i ragazzi di Mister Catalfamo. Una a 2 in casa del Sinagra ha vinto questa squadra che adesso è sotto nel parziale, ma occhio questa iniziativa corale che poi si è interrotta dal guardalinee che ha alzato la bandierina. Costruisce invece la Margheritese con questo lancio diretto verso Zinna, colpo alla testa per lui. Il gioco in questo caso andrebbe interrotto, il regolamento è così, infatti arriva il fischio del direttore di gara. Zinna con coraggio è andato a cercare il colpo di testa per spizzare o comunque creare qualcosa, ma alla fine è rimasto giù, è rimasto colpito, ma buono il lancio, buono il tentativo da parte di Stefano Licari. Giocatore duttile, può fare il centrale, può fare il terzino. Classe 96 marsalese, in precedenza vestite le maglie di Primavera Marsala e Mazzarese, è uno dei tanti colpi arrivati nel mercato invernale, addirittura a gennaio per lui il suo annuncio alla Margheritese. Colpo di testa proprio di Licari. Rimessa laterale per la Futura Brolla, mentre il direttore di gara chiede di non essere preso in giro perché un giocatore della panchina della Margheritese si era levato la sua maglia, cosa assolutamente vietata. Questa palla all'interno dell'area di rigore ha provato a tenerla in campo Scaffidi, ma si ripartirà da rimessa dal fondo. I prossimi minuti saranno importanti per capire se avrà subito il colpo o meno la squadra di Catalfamo, che, come detto, ha espugnato un campo difficile come quello del Sinagra, battuto 1-2 nella finale di girone B, campionato vinto dal Bagheria 911, una squadra che è situata sempre nella provincia di Palermo, a pochi chilometri da qua, e che l'anno prossimo disputerà il campionato di promozione, cosa che entrambe oggi vogliono regalarsi, vogliono regalare al loro pubblico, ma ci sono 90 o più minuti da giocare, vediamo. Per il momento è 1-0, quindi il momento la Margheritese sarebbe in promozione, ma c'è una vita da giocare. Zinna, balle cross. Ci ha provato il 9 a rendersi pericoloso, ma la sua posizione era troppo defilata. La pressione forte, convinta di Gabriele Loddo. Under di qualità per questa Margheritese, un classe 2004. A saltare, ma sì, la sua esperienza gli ha permesso di guadagnare rimessa laterale. Rimessa laterale giocata sempre all'indirizzo di Giuseppe Masi. La Margheritese prova ad uscire con Khaled che perde la palla e commette fallo, calcio di punizione. Punizione affidata a Giuseppe Lenzo. Tutti in the box per il Futura. Il cross profondo telefonato e controllato da Di Gregorio. Portapalla Licari. Pensa alla soluzione lunga per Zinna.
È rimessa laterale. È una situazione che viene provata spesso, quella tra Licari e Zinner. Altro lancione per il numero 9 che va giù, combatte, ma non basta. Futura lontana, mentre il direttore di gara fischia qualcosa, forse. Lui è entrato a contatto con la sfera. Gestione bassa della sfera da parte del Futura Brolo. Cercato in verticale Masima. Pallone uscito, semplice rimessa laterale. Di questo si deve accontentare per il momento il club messinese. Palla giocata adesso dentro l'area di rigore, ha provato una spizzata. Scaffidi, contatto dal limite, doppio contatto, ma il gioco prosegue con Rasi che allarga, poi c'è un fallo da parte di Loddo. Quindi occasione dal limite per la Futura Brolo. Era rimasto a terra Lisciandro. Sul punto di battuta invece Lucio Cipriano, pronto ad andare il classe 98. Vuole rispondere, come ha sbloccato il match Khaled con una punizione. Parte Cipriano col destro, barriera piena, esultano come se fosse stato segnato un gol quelli della Margheritese, che comunque concedono calcio d'angolo e quindi l'attenzione deve essere massima. Corner che viene affidato anche in questo caso a Lucio Cipriano, classe 98, come detto l'ultima volta a Futura nella stagione 21-22, quindi per lui quest'anno è stato un ritorno. Allora segnò 10 gol e il calcio d'angolo è stato battuto immediatamente, ma si innesca il contropiede della Margheritese. Prova a tenerla in campo Khaled, si sacrificano e ottengono la sfera. Quelli del Futura. Poi arriva il lancio da parte del portiere che ripulisce un po' la situazione pericolosa, perché la Margheritese stava pressando, stava aggredendo. Rimessa laterale, giocata per Bono che viene messo giù, calcio di punizione. Invitato a salire, a prendere posizione offensiva Gabriele Loddo dal tecnico Geraldi. Punizione battuta da Pisciotta, il colpo di testa che viene bloccato però. Ci aveva provato in questa circostanza Messina. Si riparte da Licari. Si propone Khaled e poi il lancio per Loddo, ma la sfera è uscita. Rimessa laterale per la Futura. Allontana Khaled, poi c'è stato un fallo ai danni di Galati.
e la punizione deve essere battuta più dietro, dice il direttore di gara. Soluzione verticale offerta da Cipriano. Costruisce con il fraseggio la futura Brolo. Prova a ripartire la Margheritese. Loddo diretto verso le punte. Zinna prova a pressare. Deve uscire il portiere e rinviare. Mentre le due tifoserie si sono prese una pausa. Quindi si sentono tutte le voci dei giocatori in campo. Ma penso che torneranno presto a farsi sentire. Ma sì, gioca di sponda. Lo aiuta anche bene Bonina. Sale la squadra messinese. Cipriano raddoppiato. Si appoggia a Masi che va al cross sul secondo palo, arriva Lenzo e non c'è nessuno sul secondo palo. Occasionissima per la futura Brolo, ma cosa ha concesso invece la Margheritese, che è stata un po' distratta in questa situazione? Ha concesso tanto tempo e spazio alla squadra di Francesco Catalfamo, che ha dato un passo al pareggio. Al solito pronto al corner Lucio Cipriano. Quest'anno è iniziato la stagione alla nuova rinascita Patti, ha fatto 3 gol. Cross di Gregorio a smanacciare, ma l'azione prosegue con questo tiro che si spegne sul fondo da parte di Rosario Bonina. Ci ha provato il Cassa 2000. È uno dei più fedelissimi. Gioca qui dal 2020. Quest'anno 3 gol ha fatto. Provato il quarto così, ma non ci è riuscito. Costruisce la Margheritese il lancio per Calete che la tiene in campo. Poi Loddo a cercare Zinna. Mette giù, è entrato dentro l'area di rigore. Va sul mancino, cerca il primo palo. Risponde presente Domianello. In qualche modo è riuscito a servire il suo centravanti super la Margheritese, ma stavolta non è riuscito a far male. Sente uno dei bomber più prolifici del panorama regionale quest'anno, alle spalle di un mitico Santo Salerno, attaccante che milita nel girone B di promozione, gioca nella città di Mistretta, ma Zinna è davanti a tutti gli altri in termini realizzativi. Intanto occhio a questa giocata che quasi sorprende Di Gregorio. Uscita efficace del numero 1. Altra occasionissima sprecata al futuro Brolo con Scaffidi. Ma il Futura sta iniziando a giocare in maniera molto propositiva, in maniera molto pericolosa. E quindi occhio a quest'altro cross sul primo palo. Masi di testa ci ha provato stavolta, ma la mette ancora lì, giù, e tra le sue braccia il portiere Antonino Di Gregorio. Rinvia più lungo che può. Ma è un regalo. La Futura, la Margheritese adesso riconosce che è il momento di soffrire, perché sta meglio. La compagine bianco-giallo-blu. Occhio a Masi che ci crede più di tutti. Deve difendersi la Margheritese. Guadagna rimessa laterale grazie alla caparbietà di Lisciandro, la Futura. Tanto insiste il tecnico ex Orlandina di giocare la palla a terra. Khaled spazza verso Zinna che sta facendo battaglia con i difensori avversari, mentre viene strattonato forse fallosamente qui Lisciandro, non per il direttore di gara. Licari, la rimessa laterale rimbalza
La palla è uscita? Sì, ma in favore del Futura. Federico, Truema, vattene! Rimessa laterale già giocata. Lenz non è riuscito a tenerla. Loddo si appoggia a Calede che poi lancia per Zinna. Osserva i rimbalzi, poi la mette giù. Punta il difensore rivale. Prova ad accelerare. E Zora Cross la mette anche buona per il suo compagno di reparto Giulio Bono. Ma si difende con ordine la Futura Brolo, che adesso sta meglio in campo, ma è sotto nel parziale, quindi si deve buttare in avanti, si deve buttare all'arrembaggio e cercare di ristabilire la parità, almeno entro questi primi 45 minuti di buon ritmo e di tante occasioni. Soprattutto nell'ultimo frangente. Tanto Khaled ancora una volta ad interrompere l'azione della Futura. Transizione positiva della Margheritese con Loddo e verticalizza da Zinna. Prova a lottare il 9, ci crede più di tutti. Ancora Zinna, vince tutti i rimpalli, meno l'ultimo. Ma comunque si continua. È provato addirittura a coordinarsi da lì Loddo. Ha sprecato un poco. Qui il classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Trapani, forse, e dico forse, sarà poter risparmiare questa conclusione da posizione così defilata. Ma è anche in queste circostanze che si creano e inventano gli Eurogol. Lui ci ha provato. Allontana più che può Alfano, mentre Zinna, come sempre, a pressare. Rimessa laterale giocata. Guadagna ancora un fallo laterale la Margheritese. In zona d'attacco, ribadiamo. A quasi 10 minuti dalla fine di questo primo tempo attacca la Margheritese. Palla spizzata per Zinna, è rimasta a terra Messina, Dolorante insieme a Cipriano per entrambi. La testa quindi. Sono stati chiamati in causa due componenti delle due panchine per accertarsi delle condizioni dei due giocatori a terra. Mentre adesso le squadre ne approfittano per darsi una rinfrescata, il match è molto intenso, richiede grande sacrificio e grande corsa. Mentre osserviamo Khaled che si confronta con il tecnico Geraldi. Anche sponda Futura. Ser Catalfamo cerca di dare indicazioni ai suoi. Allenatore classe 83, cresciuto calcisticamente nel giovanile dell'Orlandina, poi un grave infortunio che compromette il proseguo. Nel 2015 ottenne il patentino di allenatore UFAB e affianca mister Ricciardello nel 2019. Dopo un esonero durato 2 mesi, ha iniziato un percorso mai più interrotto sulla panchina del Futura Brolo. Questo l'allenatore Francesco Catalfamo. Smesso di giocare, si è messo subito ad allenare. Il gioco è già ripreso comunque. Mentre la Margheritese è tutta schiacciata. Bella l'apertura di Masi in questa circostanza. Prova ad accendersi Lisciandro. Seguito da Loddo. Chiude il numero 8 della Margheritese, quindi concesso. Calcio d'angolo alla Futura Brolo. Giocano corto i bianco-giallo-blu. Occhio a questa palla sul secondo palo. Ci era arrivato con un pizzico di ritardo Letizia. E quindi si riparte da rimessa al fondo, ma soprattutto un'altra situazione
pericolosa o potenzialmente pericolosa, sprecata da una Futura Brolo. Sotto nel punteggio sta decidendo la punizione di Khaled, che si è provato questa giocata a memoria per Zinna. Avanza la formazione biancorossa, Khaled allarga tutto per Lodò, zona cross, tenta un dribbling, la mette in mezzo, pallone intercettato, non è arrivata a destinazione la giocata del classe 2004, invece c'è la ripartenza del Futura Brolo che prova a mettere il ritmo, Masi di sponda, l'apertura di Lenzo, occhio al cross per Masi, fa una buonissima e tempestiva chiusura. Licari, mentre a quest'altra palla riproposta sembra averla tenuta in campo Lenzo, ma si ripartirà da rimessa al fondo. Massimiliano, accorcia prima. Palla in verticale, il lavoro di sponda di Bono, Loddo, Khaled. Ancora Bono a cercare sempre il 10 che sembra incontenibile per i suoi avversari. Si è comunque salvata la Futura Brolo da questa azione insistita e molto elaborata. Può uscire Di Gregorio, ma non c'è bisogno di intercettare il pallone. Si ripartirà rimessa dal fondo, adesso ha perso un po' di smalto, un po' di ritmo la Futura Brolo e quindi la Margheritese può tranquillamente gestire quanto sta ottenendo. Scala Lucio, vieni Gabri! Altro lancio da parte di Davide Quinci, stavolta nella terra di nessuno o comunque nella terra rivale. Prova ad uscire col palleggio la Futura Brolo, l'apertura all'indirizzo di Scaffidi. Tocca all'indietro, Bonina, ancora Scaffidi, buona giocata al limite per Lenzo, controllo non benissimo, poi il recupero di Pisciotta che viene messo giù, intercettato il contropiede e c'è un giallo all'indirizzo di Giuseppe Lenzo che ha chiuso un contropiede potenzialmente interessante. Si riparte da Quinci con portante la retroguardia della Margheritese. Licari provato ad andare diretto per vie centrali, ancora il 2 che pressa alto, prova a dare anche una mano Loddo. Occhio a questo lancio per Lisciandro, ma Licari è stato più puntuale di lui. Pronta questa rimessa laterale. Palla in mezzo, deve uscire Di Gregorio. Occhio perché Lisciandro quasi la tiene in campo. Fallo ai danni di Quinci. Si riparte da rimessa dal fondo. Mentre da spunti tattici mister Geraldi pronto Licari, Lisciandro, Cipriano, spinto da Messina, fallo, la gioca subito il 20. Però torna ancora ad aggredire Messina, ruggisce e riconquista palla, si innesca il contropiede della Margheritese, Messina pensa alla conclusione col destro, ha un po' illuso tutto il pubblico biancorosso che la sua cavalcata era interessante, poi ha preferito fare da solo. Futura però prende subito campo, non perde un attimo
Masi, Cipriano, sempre con la solita trama. La squadra messinese si affaccia nella metà campo rivale, prova a lavorare di sponda, Masi, non c'è fallo per il direttore di gara, e allora vediamo se si innesca il contropiede della Margheritese con la qualità di Pisciotta, che innesca Khaled, che a sua volta cerca Zinna, ma deve uscire e lo fa con puntualità Domianello. 3 alla fine, poi le squadre avranno la possibilità di schiarirsi le idee, ma soprattutto di riposarsi un po', che le temperature comunque sono alte. Lenzo, uno degli ammoniti in questo match. Corre la futura Brola a gestire. Lenzo, il lancio per Scaffidi, Quinci col petto, con esperienza a proteggere, poi il lancio per Khaled, ma l'ha lasciata scorrere. Galati, siamo già dall'altra parte con Masi, l'intercetto sempre molto positivo di Messina, e occhio a Zinna che può innescare una ripartenza prepotente. Zinna, saltato l'avversario, può pensare al cross, ancora Zinna, la gioca a rimorchio, c'era ben posizionato Giulio Bono, le squadre si sono un po' allungate. Adesso il lancio all'indirizzo di Masi, esce Di Gregorio, la fa sua, sempre molto applaudito. Rischiato un po' qui Licari, ma esce bene con le combinazioni la Margheritese. Il pallone allargato da Khaled, provato a crossare Loddo, viene chiuso, ci sarà corner. Il direttore di gara non ha avuto dubbi. Pronto Khaled a battere sul secondo palo, colpo di testa mancato di Zinna, il pallone resta lì, allontana Lisciandro, si rifugia in fallo laterale, quindi rimessa per la Margheritese. Ha rischiato parecchio qui la futura Brola. Rimessa giocata, Messina palleggia, vediamo se riesce a crossare, non c'è neanche una deviazione, viene raccolto da Domianello il pallone. Il giro palla della futura Brolo. Lancio per Masi, Quinci alla meglio con un tempismo assoluto. Scoccato adesso il 45esimo, vediamo se ci sarà il recupero. Mentre la futura prova ad orchestrare la potenziale ultima occasione di questo primo tempo. Chiude Alfano. Pisciotta. Lancia. Zinna che prova ad andare. La tiene in campo. Può puntare due avversari. Zinna entra dentro l'area di rigore. Zinna calcia! Bel piazzato del 9. La battezzata fuori giustamente Tindaro. Domianello, ma grande occasione per la Margheritese sul tramonto del primo tempo. Chiuso da Licari Lisciandro. Rimessa laterale in zona d'attacco per la futura. Giocate! Per prima si gioca!
Occhio a questo erroraccio da parte di Bonina che quasi Ti fermi a parlare! lascia partire Zinna. Nel frattempo Masi protestava. Stava succedendo di tutto, da una parte e dall'altra. Una fase di non possesso è una fase di possesso molto organizzata, quindi possiamo parlare di un gioco corale intenso, quello della Margheritese, che sa fare molto bene tutte e due le fasi, mentre termina adesso il primo tempo sul risultato di 1-0, decide la punizione di Khaled, qualche polemica, sponda, Futura Brawl per un contatto, alla fine lieve che non poteva essere, calcio di rigore, noi ci prendiamo una pausa, tra poco. Con l'avvocato Giovanni Castronovo non ci limitiamo tanto ad analizzare questo 2-2 dal sapore di fine stagione contro la Supergiovane, ma un campionato straordinario del Castellammare. Soltanto 3 big sono riusciti a star davanti alla tua squadra, ma possiamo dire senza dubbio una stagione da sogno. Sì, finisce oggi una stagione davvero esaltante. Avevamo programmato una squadra per cercare di raggiungere anche con difficoltà la salvezza senza passare ai play-out, invece cammin facendo si è creato una coesione tra squadra, staff, società, dirigenza e abbiamo inanellato tutta una serie di risultati, devo dire, inaspettati, anche perché abbiamo posto alla ribalta regionale dei giovani sconosciuti che neppure noi avevamo contezza di dove potessero arrivare e abbiamo fatto delle partite davvero importanti anche con buon gioco. Peccato perché ritengo che se non ci fosse questa regola che non condivido dei 10 punti forse avremmo ancora macinato ancora gioco, prestazioni migliori. Purtroppo dopo la sconfitta con la Nissa, avendo raggiunto la consapevolezza di non poter disputare quasi matematicamente i playoff, abbiamo ovviamente fisiologicamente un po' staccato la spina a livello mentale, quindi sono arrivate delle prestazioni un po' così che ci hanno fatto perdere qualche posizione in classifica. Dispiace perché diciamo, avremmo potuto, secondo me, per quello che abbiamo fatto vedere, fare ancora di più. Però sono enormemente orgoglioso di questi ragazzi, del rapporto che si è creato con Mister Mione, che secondo me è l'artefice di tutto questo, per il modo come ha gestito il gruppo, come l'ha messo in campo e come l'ha gestito da fuori. Tutti i ragazzi, devo dire che mi sono divertito davvero quest'anno a Castellammare. Dal primo giorno non c'è stato mai nessun problema di nessuna natura, sempre serenità, sorriso e voglia di allenarsi, di crescere, di migliorare. Questo è il piacere di stare insieme, di creare gruppo, ha portato questo risultato che comunque oggi scriviamo una pagina importante della storia calcistica di Castellammare, perché il Castellammare mai aveva fatto 48 punti e mai era arrivato al quarto posto, quindi siamo ampiamente soddisfatti. Condividiamo con lo Sciacca il quarto posto, anche se per una questione di differenza degli scontri diretti dovremmo essere noi. Dico, sono delle inezie per carità, però essere dietro alla Nissa, al Favara e anche il Mazzara 46, che comunque alla vigilia erano additate tra le squadre che si dovevano giocare il campionato, per noi è fonte di grande soddisfazione. Stacchiamo la spina, vediamo quello che succede. Io volevo ringraziare il paese di Castellammare, i tifosi, tutti gli addetti ai lavori per l'affetto che mi hanno tributato. Non so cosa ci riserverà il futuro. Io ovviamente darò la priorità al Castellammare, se vorrà il prossimo anno fare una squadra alzando ancora l'asticella per cercare di sempre stare nella parte sinistra della classifica, però si sa, poi quando finisce la stagione si può aprire anche qualche altro capitolo. Intanto ci rilassiamo perché sono veramente stanco, anche alla luce di ultime situazioni che sono accadute, quindi abbiamo bisogno fisiologico di staccare mentalmente e vedremo se ci riserverà il futuro. Ecco, ti metto un po' in difficoltà, visto che hai detto praticamente tutto tu. Ti metto un po' in difficoltà alla luce della tua lunga esperienza nel calcio dilettantistico siciliano.
E anche, visto anche quello che hai detto tu, cioè un fattore sorpresa, il cammino che è stato esaltante nonostante le ultime giornate comunque col freno a mano tirato a marce più basse, si può dire che questa sia stata, se non la tua più bella esperienza da dirigente, una delle più belle? È la più bella insieme a quella che con la Parma siamo arrivati a sfiorare la Serie D. Diciamo che oggi concludo il 15° anno come dirigente di una squadra di calcio di eccellenza, ininterrottamente sempre nel girone A. Ovviamente l'annata clou è stata quella della vittoria del campionato con Pino Ricola da dirigente e con quel gruppo meraviglioso che poi è arrivato anche in Lega Pro, diciamo, ma parliamo di altri palcoscenici. Se parliamo di squadre, diciamo, di seconda fascia, ovviamente ancora resta indelebile l'esperienza con la Parma, l'abbiamo perso la finale nazionale con l'Andria, peccato abbiamo perso 3-1 in casa a Carini, ma poi abbiamo vinto 1-0 davanti a 12.000 persone ad Andria, e poi c'è questa stagione che indubbiamente ci ha posto alla ribalta regionale con una lieta sorpresa, soprattutto mettendo in vetrina i ragazzi. È stata una stagione, come ti ripeto, dove mi sono davvero divertito, dove si è fatto calcio pulito senza mai diciamo, avere delle persone che andavano fuori le righe. Ci siamo veramente, diciamo, compattati e trovati in un paese, in una situazione che io sono arrivato qua il 3 agosto, ma conoscevo solo Mione, qualche giocatore e poco altro, quindi non sapevo cosa mi aspettavo obiettivamente. Però c'era qualcosa che mi attirava a venire a Castellammare, e devo dire che è stata una scelta veramente bella, sia per l'affetto e il calore del paese nei miei confronti, sia perché è un posto a livello naturalistico davvero splendido. A me piacerebbe rimanere, vediamo cosa decide la società e quello che maturerà nelle prossime settimane.
A breve inizierà la ripresa tra Margheritese e Futura Brolo. Ricordiamo essere un match valido per lo spareggio, promozione di prima categoria. Chi vince si aggiudica la Serie B siciliana, chi perde invece resta ovviamente in prima categoria. Cioè, la Futura Brolo affronta da 11 anni, mentre la Margheritese al primo anno dalla sua rifondazione avvenuta nel 2018 sta giocando alla neopromossa e potrebbe addirittura prendersi la promozione. Ovviamente aprire le danze la Futura Brolo, squadra sotto nel punteggio. Iniziate adesso, rotola il pallone al Giovanni Aloisio di Misilmeri per la seconda volta. È iniziato il secondo tempo. La Margheritese, Futura Brolo al momento decide il gol su punizione di Khaled. Provato il cross. Qui Scaffidi prova a partire subito forte la squadra di Francesco Catalfamo, che deve dare qualcosina in più se vuole almeno regalarsi il pareggio, che comunque garantirebbe i supplementari. Ma sì, allarga il gioco, prova la conclusione. La prima del secondo tempo Lucio Cipriano ha bloccato in maniera semplice Di Gregori. Cerca su! Tanto mister Geraldi invita il suo portiere ad andare lungo. È così che colpo di testa respingere da parte della retroguardia messinese, mentre pressa forte Giulio Bono, la tiene in campo e allora Khaled può verticalizzare. Loddo, il cross per Zinna, c'è arrivato il 9, ma non guadagna angolo per il guardalinee che dice rinvio al fondo. Bonino torna indietro. Ma sì, frasaggio continuato dei messinesi, conquista fallo Massimo. Numero 19 in classe 91, vestito a maglia del Futuro in 5 parentesi differenti, è tornato a metà anno dopo l'esperienza della Santagiolese in promozione. 4 gol quest'anno per l'ex Due Torri. Occhio a Khaled che riconquista un buon pallone, poi viene fermato nuovamente. Non c'è calcio di punizione, c'è la ripartenza invece del Futura. Ma sì, di sponda va giù Lisciandro, calcio di punizione. Stavolta sì, per il direttore di gara. Oh, Gurriera su 10 tu qua, ok. E quindi calcio di punizione. Dialogo tra i vari giocatori della Futura per stabilire chi andrà a battere. C'è anche Masi. Oh, questo che viene, Nicari! Esci giù! Fischia il pubblico della Margheritese. Però uno schema i messinesi. Lenzo, il cross, buona occasione ma è tutto fermo, c'è fuori gioco. Si ripartirà ancora una volta da Di Gregorio. Non un grande ritmo in questa ripresa, sicuramente adesso la Margheritese proverà a spezzettare di più il gioco nel tentativo di portare a casa l'intera posta in palio, che significherebbe promozione, ma provare a chiudere il match non sarebbe neanche male. Per esempio, qualche istante fa Zinna ha avuto una buona palla per raddoppiare, ma ancora non è arrivato il pallone giusto
al bomberissimo della Margheritese. Prova a riaccendersi il pubblico di Fede Biancorossa. Altra punizione, sempre per la Futura, che da ora in avanti cercherà di menare le danze del match. Bonina allarga tutto dal giocatore più pericoloso che è Gabriele Scaffidi. Ma sì, va in verticale, non si è protetto bene Alfano. Per andare con la rimessa lunga Rosario Bonina con le mani, colpo di testa a liberare, poi Khaled, il lancio per Zinna e come al solito si butta sul pallone, lotta e vince. Quindi rimessa per la Margheritese. Palla troppo profondo per Khaled che in qualche modo la tiene in campo. La palla era arrivata a Bono ma non è riuscito ad approfittarne. Continua l'azione della Margheritese con Loddo che va al cross. Il pallone si spegne sul fondo. Costruisce come al solito il Futura. Lancio lungo a cercare Scaffidi. Palloni che vengono ribattuti da una parte all'altra. Bonino. Perde il duello ma si allontana Pisciotta. Non si era mosso in quel modo però. Zinna. Altro lancio. Quinci. Pisciotta. Controlla, ragiona, va in verticale da Bono. Prova a dare una mano a Khaled. Riesce a sfuggire invece Lisciandro. Circondato, allarga per Masi, che adesso si deve sacrificare per tenere in campo questo pallone, ma va a lottare molto bene Licari, che ha fatto un buonissimo primo tempo. Coro che giunge dagli spalti per il numero 9 Zinna, che adesso prova ad allungarsi la sfera, lavora sul corto per Loddo, poi ancora Zinna. Protegge, la perde ma guadagna invece rimessa laterale. Questo è il parere, anzi la scelta del guardalinee che era molto vicino. Loddo, il cross, la chiusura tempestiva di Galati, classe 2000, cresciuto nel club del Futura, ha iniziato negli allievi nel 2017, questo è il suo ottavo anno con questa maglia, mentre c'è il primo cambio, esce Lisciandro, entra Raffaele, l'aveva chiamato a fine primo tempo Mister Catalfamo, adesso c'è l'ingresso in campo, cambia qualcosa là davanti l'ex Orlandina per provare a cambiare le sorti di un match che al momento li vede ancora una volta in prima categoria l'anno prossimo. Pronto il corner battuto sul primo palo a cercare Messina, poi arriva Pisciotta, in qualche modo la tiene vicino a sé, allarga da Khaled, pensa al cross Khaled, un dribbling, una finta, ancora l'ex Vibonese che poi va a cercare Zinna, il pallone però finisce tra le braccia di Domianello e poi prova a far ripartire i suoi con Raffaele, atterrato, il direttore di gara
rinuncia a fischiare dopo essersi messo il fischietto in bocca, quindi prosegue l'azione della Margheritese con Messina. Rimessa laterale futura. Bonina a battere. Mentre mister Geraldi manda a scaldare diversi giocatori alla panchina. Bonina. Ancora il 7. Prolunga Rasi. Colpo di testa di Raffaele. La gamba tesa di Cipriano, ma guadagna fallo. Infatti ha corretto la scelta del direttore di gara. Era netta la gamba tesa di Cipriano. E quindi calcio di punizione in favore della Margheritese, battuto da Pisciotta che va a cercare Zinna, lettura positiva della retroguardia, e poi ancora Bonina. Raffaele. Quinci allarga tutto dove c'è Loddo, abbastanza solo, ma gioca male, la sua opportunità, e quindi c'è la ripartenza della futura Brolo. Occhio a questo cross di Gregorio, non la tiene, ma non c'è nessuno sulla ribattuta. Erroraccio qui da parte del reparto d'attacco della futura Brolo, mentre Cipriano prova ad andare la chiusura di Khaled che riparte con prepotenza. Adesso le squadre se le danno di santa ragione a centrocampo per cercare di dare sostanza alle rispettive ripartenze, mentre c'è stata un'entrata killer ai danni di Messina, non ravvisata dal direttore di gara. Khaled, vediamo se si lancerà in avanti, la rimessa è della futura e c'è ancora un giocatore a terra. Non lo puoi aiutare in questa fase. Ok. Piero! Giulio! Lucidi nell'uscita, e andiamo dentro! È stato intanto un componente dello staff per accertarsi delle condizioni al giocatore della Margheritese a terra. Vedi che ce l'hai qua il vento. Intanto c'è un cartellino in mano, il direttore di gara che ammonisce Rustico. Fallo! Oh, che siamo in 10, oh! C'è Messina fuori. Vabbè, uno fiscale, ormai ce lo devo fare. La rimessa laterale viene giocata. Masi rientra in campo Messina, Quinci allontana, Masi la raccoglie, male l'ex Santagiolese, e allora Pisciotta fa ripartire i suoi con Bono. Titolarizzazione per Zina, che si è fatto male nell'andare a duellare, c'è anche pronto un giallo ai danni del giocatore della futura Brolo che ha commesso questa irregolarità. L'ammonito in questione, errando, Mattia Galati.
Masi! Stai su! Pisciotta fa ripartire subito il gioco della Margheritese battendo questo calcio di punizione. Poi il lancio per Khaled sul filo del fuorigioco, alza la bandierina e guarda linee. All'ora del gioco. Giocato subito la futura Brolo. Palla per Masi. L'apertura del gioco per Raffaele che fa un buon controllo. Poi col tacco a proporre Banina. Ancora Bonina. Il cross va all'uscita. C'è ancora 30 lunghissimi minuti da giocare. Tempi regolamentari, ricordiamo, in caso di parità, supplementari e poi rigori. Messina accelera. Ancora il numero 11. Prova a scambiare con Bono. Zona tiro, va giù da solo, l'ha presa anche con la mano. Un po' sfortunato qui Giulio Bono. Quota 5 reti in stagione, il numero 7 biancorosso, è arrivato al Petrosino dopo aver giocato anche nella Folgore Castelvetrano. Qualche stagione fa nel Selinunte in terza categoria segnò ben 13 gol in un solo campionato. Come detto, quest'anno a quota 5. Tanto Zinna prova a guidare il pressing, anche se i compagni non lo accompagnano più di tanto. Bonina. Il lancio per Raffaele. Vediamo se riesce a tenerla in campo. È uscito di Gregorio e quasi viene beffato ad un passo dal pareggio la futura Brolo. Solo questo fanno! Scappa dietro! Se gli hanno dei piedi qual è il problema? Fagliela dare! Gioca! Per costruire invece Margheritese con Pisciotta che apre da Loddo. Si è buttato Khaled Abbiamo smesso di giocare! ma il lancio troppo impreciso, infatti si lamenta Mister Geraldi chiedendo ai suoi di continuare a giocare a calcio. Alzati Peppe, alzati Peppe! Peppe, alzati, alzati! Alzati Peppe! Gabriele su 6! Bonina, Raffaele, Masi, Messina. Prova ad andare via. Bella giocata per Zinna, che allora può puntare la porta. Allarga il gioco ancora da Messina. Fischia. Il direttore di gara alza la bandierina e guardalinea. Pubblico della Margheritese arrabbiatissimo per la scelta. Sul filo del fuorigioco si è presa una bella responsabilità la Terna nel fermare una grandissima occasione. Possibile capire però se è giusta o sbagliata. Pisciotta conquista un'altra rimessa laterale, stavolta nella metà campo rivale. Bono, messo giù, punizione. Per il momento le due squadre hanno effettuato un solo cambio, è stato quello del Futura con l'ingresso di Raffaele. Per il resto è tutto invariato dal primo minuto al 63esimo. Punizione affidata a Pisciotta. Prova una specie di tiro, ma c'è lo zampino che permette il raddoppio del risultato con Messina che fa 2-0 e l'abbraccio con Mister Geraldi. Sembrava una punizione regalata quella della Margheritese e invece si è trasformata nel gol del 2-0 di Alessandro Messina, quarto gol in campionato o comunque in stagione per lui. È 2-0. Fai salire il Rosario e a Rizzo! Saro,
La promozione più vicina per la Margheritese. Un giocatore importante, Alessandro Messina, un passato di successo in prima categoria e in promozione con le maglie di Real Menfi, una presenza fondamentale nella promozione lo scorso anno in seconda categoria, proprio della Margheritese. Quest'anno per pochi mesi è stato lontano dalla squadra, poi il ritorno a febbraio e adesso ci ha messo lo zampino nella giornata più importante. Giulio, stai sul tuo, Giulio! Stai sul tuo, Giulio! Tanto Quinci con un po' di difficoltà deve invitare Di Gregorio ad uscire, la mette giù e adesso ogni secondo è prezioso. Vai da Stefano! Vai da Stefano! Da Stefano! Gioca! Tanto il Capultrà della Margheritese fa anche da speaker al suo pubblico. Biancorossi caldissimi adesso dopo il secondo gol. Mentre per la Futura Brolo comincia l'incubo di un'altra, l'ennesima permanenza in prima categoria. Ma ci sono ancora 25 minuti più recupero da giocare e tutto è ribaltabile, soprattutto nel calcio. Uno sport sorprendente per certi versi. Mentre è una segnalazione dal punto di vista tattico, ci tengo a farla perché Masi da attaccante è passato a difensore, mentre Raffaele ha provato un dribbling e allora Zinna saltare bene di testa a favorire Bono, ma non ci è riuscito. Manca ancora lo zampino del bomberissimo. Vediamo. Cosa può succedere? Buono, Zinna. Con sacrificio. Viene messo giù. C'è la ripartenza. Raffaele, Bonina. Il sacrificio però di Messina, che dopo il gol adesso lavora tanto. Ancora Raffaele. La tiene in gioco. La palla può diventare quasi buona, allora Pisciotta si deve prendere dei rischi. Oh, Giulio, esci tu sei! Esci! Perché altro cross. Da parte di Lenzo. Corner. Cipriano al limite per Raffaele. Staccare l'11 contro l'11 a Margheritese. Zinna da difensore raggiunto a rinviare e adesso tutti sotto palla a dare una mano al pacchetto arretrato e poi ripartire forte per cercare di chiudere questa finalissima. E allora la palla all'indirizzo di Bono, c'è una buonissima opportunità sui suoi piedi. Bono, altro buon dribbling, ha saltato quasi due avversari, ma la Futura Brolo ne vuole sapere di prenderne il terzo e allora va a spendere un fallo. Il 7 della Margheritese. Messina a lottare Khaled. Il gioco allargato. Cipriano. Conclusione deviata. E allora Alfano in verticale da Zinna. Stavolta il pallone passa. Occhio perché questa palla è buona per Bono. C'è Zinna che sta andando in area di rigore. Pure Khaled. Dentro l'area di rigore c'è stato un contatto falloso per il direttore di gara. È andato giù Giulio Bono. E quindi Zinna si è già posizionato sul dischetto per calare il definitivo tris che potrebbe chiudere la finalissima.
fatto un cambio nel frattempo nella Futura Brolo. È entrato Amedeo Arasi, classe 90, per lui un gol quest'anno. Può calare il tris la Margheritese. C'è Zin sul punto di battuta. Tanto c'è un giallo per Masi. Silenzio da parte del pubblico che adesso prepara la conclusione al dischietto di Zinna. Parte col destro ed è 3-0 e sono 38 in stagione per Zinna, che mette anche lui la sua firma, il suo sigillo su questa finale, e abbraccio col pubblico agrigentino che esplode e vede in maniera concreta la promozione in promozione siciliana. Aggiorniamo il tabellino. Adesso per la Futura ci vuole realmente un'impresa. Per rimettere in piedi questo 3-0 è quasi impossibile. Attenta palla lunga. Calmo, comincia da te. Bravo, aspetta, Galè.